Do atto che sono assenti giustificati i consiglieri Ridolfi, San Giorgi, Minardi e Calligari. Possiamo partire col primo punto all'ordine del giorno. Lascio la parola al consigliere Montanari per l'interpellanza del titolo Manutenzione universale. Prego. Allora, rispondo all'interpellanza per tutti. Il primo punto appunto riguarda lo stralcio con le strade e le zone di campagna. Allora, sono programmati nell'anno 3 tagli, 3 stralci per motivi finanziari. Ad oggi è stato eseguito uno e questo è stato eseguito in tutte le zone, quindi non concordo sul secondo punto, in Paradiso, in molte zone l'intervento non è stato eseguito perché l'intervento è stato eseguito su tutte le zone nel periodo tra maggio e giugno. Valuteremo più avanti se compatibilmente con il tempo delle risorse disponibili sarà possibile eseguire il secondo spazio. Per quanto riguarda l'utilizzo di riservanti e ovviamente il testo di quarto, allora il comune non utilizza nessun tipo di riservanti. L'unico prodotto che viene utilizzato in alcuni casi dove è più difficile la pulizia perché ci sono dei guardrail piuttosto che marciapiedi o altri tipi di ostacoli, viene utilizzato del dissecante, quindi assolutamente del prodotto del quale la libera valenza, quindi non nocivo per l'uomo e comunque utilizzato per lo più nella zona della circolazione. Grazie.
nonostante l'assenza del vice sindaco Isola, la risposta lascia il consigliere Guanabè, la scelta si è presentarla questa sera ottenendo comunque risposta scritta o presentarla alla prima seduta del Consiglio Comunale ottenendo una risposta orale da parte dell'assessore Isola in futuro presente. Noi riteniamo che l'interpellanza non abbia carattere di urgenza tale che deve essere discussa questa sera, perché possiamo naturalmente aspettare la nostra occasione quando ci sarà l'assessore Isola. Era una nostra curiosità derivante da alcune informazioni che ci giungono all'interno degli istituti scolastici assiste appunto a queste situazioni sulla redazione. Per cui tranquillamente aspettiamo la prossima occasione e discuteremo direttamente con l'assessore Polizia. Grazie consigliere Guanabè. Lascio la parola al consigliere Bernardi per l'interpellanza del titolo di divieto di somministrazione a codici ai minori. Grazie signor Presidente, buonasera signor Sindaco, assessore, consigliere e pubblico cittadini presenti. Signor Sindaco, nel corso delle